Un'altra tappa della nostra trasmissione, la Fruit Logistic 2010, è quella presso l'Associazione Organizzazioni Produttori, un progetto intelligente, sinergico e che ha molto da dire. Io intanto vi presento una conoscenza di cronache, ovviamente Cesare Bellò, qui a Berlino, diciamo per il 12° anno probabilmente consecutivo, se non ho capito male, a dirci un po' innanzitutto che aria tira. Secondo me c'è un buon clima, soprattutto sui nostri prodotti, sui prodotti orticoli e frutticoli del Veneto. Penso che abbiamo rispetto al futuro delle ottime speranze. Si tratta di riuscire a dare servizio al mercato moderno. Ecco, di questo mercato moderno, globale, ci sono tanti anche nuovi paesi che si affacciano, che cercano di imporre i propri prodotti. Ecco, noi veneti in particolare come ci stiamo difendendo? Il Veneto ha dei fiori all'occhiello, noi li chiamiamo i magnifici 5, in questo caso sono i 5 radicchi a indicazione geografica protetta, tutelati dall'Unione Europea, patrimonio dei nostri produttori e soprattutto un patrimonio per i consumatori moderni. È su questo che dobbiamo lavorare. Il Veneto ha le carte in regola, ha comunque un patrimonio ortofrutticolo importante. L'AOP Veneto Ortofrutta, come dicevi prima, ha messo insieme una serie di organizzazioni di produttori che fanno sinergia fra di loro, prima di tutto per integrarsi sui prodotti e sui servizi, e questa è un po' la strada del futuro. Sembra proprio che comunque il radicchio rosso di Treviso continua a dare grosse soddisfazioni. Pensiamo che il mercato globale conosca questo prodotto, non è così. E ci rendiamo conto che ogni volta questo prodotto fa un piccolo passo nel mercato globale e non torna più indietro. Questa è una potenzialità straordinaria per le nostre aree produttive e per i nostri produttori. Bene, grazie a Cesare Bellò, grazie ad AOP, e adesso andiamo a scoprire qualche altra testimonianza. Continua la nostra avventura tra le curiosità di questa Fruit Logistic 2010. Noi amiamo Salgari, le avventure di Sandokan, non potevamo non passare un attimino qui in Malesia. Vedete questo frutto, il jackfruit, andremo anche a questo, probabilmente su internet ci diranno che cosa corrisponde poi in italiano, ma vedete i frutti della passione, le angurie e questo limone particolare, lemon grass, insomma tante cose da scoprire. E ora passiamo in Thailandia, vedete come sbocciano i frutti di queste regioni tropicali, tanti e particolari, dai tamarindi a questi ancora più strani e particolari, e ci stupiscono poi le forme ma anche le dimensioni, vedete che sono davvero contenute in queste quarte gamme, davvero tutte da scoprire. E siamo questa volta in Pakistan, dove scopriamo la grande quantità di arance prodotte e commercializzate poi anche in Europa, come in Olanda ed in Germania. In Italia la malattia dell'allenatore della nazionale è diffusa, tutti hanno sempre la giusta formazione, e succede anche nella comunicazione e nel marketing, dove tutti hanno in tasca la ricetta vincente, ma poi invece nel mondo scopriamo davvero in questo caso come la Spagna si riesce a distinguere nel marketing e nella comunicazione con davvero degli approcci molto puliti, intelligenti, e alle volte basterebbe fare come si dice i cinesi, copiare le cose belle ed intelligenti. E nel nostro peregrinare per questa Fruit Logistic siamo ritornati in Veneto, e da buoni trevigiani abbiamo trovato l'unica azienda che fa la quarta gamma con il radicchio rosso di Treviso o variegato di Castelfranco Veneto, IGP. Sara Armellin, che cosa vuol dire intanto gamma? Allora, per la quarta gamma si intende appunto il quarto spazio dell'ortofrutta nel mercato, quindi per prima gamma intendiamo l'insalata che raccogli e direttamente vendi. La seconda gamma implica l'inscatolamento previa appunto pulizia e cottura, la terza gamma il congelamento, mentre la quarta è l'insalata sfalciata, lavata e confezionata, come nel caso del radicchio. E poi la fantasia con l'aggiunta in questo caso di noci, di formaggio, poi ci sono i condimenti, insomma un pasto completo. Assolutamente, abbiamo voluto unire appunto la tradizione del radicchio a un prodotto molto innovativo quale può essere l'insalata ready to eat, quindi aggiungendo degli ingredienti sempre comunque di produzione italiana, quindi il
il grana e le noci per avere un'insalata con un valore aggiunto. Grazie Sara. Rientriamo in questo studio ideale ancora Fruit Logistic Berlino 2010 per delle conclusioni. Come promesso ancora abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il Ministro Luca Zaia. Allora Ministro, buona giornata. Prima di cominciare questa fiera ci eravamo detti alcune cose. Alla fine come l'ha trovata questa Fruit Logistic? Beh, direi ottima, visto e considerato che siamo presenti con 450 stand su 2500 stand. Siamo il primo cliente della fiera, ma siamo anche il primo esportatore su Germania, e ne è una dimostrazione anche la presenza di un sacco di trevigiani illustri, come ovviamente il Presidente del Consiglio Provinciale Petenà, Roberto Loschi, Presidente di Treviso Mercati, Marco Marcolin, che è il nostro sindaco, super sindaco di Cornuda, e ovviamente Eric Zanatta del Parco del Sile. Certamente, vicepresidente del Parco del Sile, e la grande capacità dei trevigiani da un paio d'anni di fare squadra, ovvero Parco del Sile, Parco Produttivo, Treviso Mercati, provincia, quindi un messaggio anche che l'unitarietà dà risultati. Beh, direi di più, direi come direbbe la vecchia Cornelia, madre dei Gracchi, ecco i miei gioielli sono loro. Noi siamo la squadra trevigiana e quello che portiamo avanti, la filosofia di non fare guerre tra poveri, ma di fare sistema, come ha dimostrato Treviso Mercati, e di scendere in campo a conquistare i mercati stranieri. Io la ringrazio davvero della sua cortesia, questa squadra l'abbiamo sentita, ascoltata durante la trasmissione, noi siamo arrivati alle conclusioni e ritorneremo come sempre la prossima settimana. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.